Oggi riso e verza. Vieni con me che lo facciamo insieme. Partiamo con un brodo vegetale. Sedano, carota, cipolla. Ora puliamo la verza. Tutte le foglie esterne non le buttiamo, ma le andiamo a mettere all'interno del brodo. Le foglie esterne della verza. Partiamo con la base, lardo di colonnata, e ce lo andiamo a battere con qualche spicchietto d'aglio. Il lardo è pronto, andiamo in pentola. Fiamma moderata, facciamo cuocere piano piano. Il lardo si è sciolto, abbiamo tagliato metà della nostra verza, andiamo in cottura. Aggiungiamo un mestolo d'acqua e lasciamo cuocere con un coperchio. Quando la verza è cotta, frulliamo tutto. Tostiamo il riso a secco con un pizzico di sale. Il riso è ben tostato, partiamo con il nostro brodo. Con uno spicchio di verza che abbiamo conservato, ce lo andiamo a tagliare sottile sottile. Quando mancano 4 minuti, aggiungiamo la crema di verza. Il riso è cotto, mantechiamo. Le listarelle di verza a crudo che abbiamo fatto prima, le mettiamo dentro ora. Ci daranno croccantezza. Burro, parmigiano, un po' di pecorino e pepe. È pronto, impiattiamo. Ma non è finita qui. Qui si gode davvero. Guancia brasata. Ma questa ve la faccio vedere la prossima volta. Il suo fondo. Ma questo non lo faccio assaggiare a nessuno. Me lo mangio tutto io. Ma gli fa paura.